Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, intro beatlesiana, se così si può definire ragazzi. Finalmente sono riuscito a trovare un cofanetto che cercavo da tanto a un prezzo accettabile, è usato ovviamente, tenuto CD perfetti, la box bene, ha qualche segno, ma è un box, un cofanetto del 1992, quindi ci sta insomma. Preso, ripeto, su disco che ha un prezzo è più che positivo, io direi di partire con l'unboxing, nel senso di far vedere un posto appunto sto cofanetto che ripercorre tutti i singoli dei Beatles. Ta-na-na-na. Eccolo qua ragazzi, The Beatles CD Single Collection. C'è anche la versione con tutti gli album, ma io gli album ce li ho già, quindi non aveva senso prendere quello. Eccoci, adesso cerchiamo di fare in modo che si veda bene. Io ci provo raga, dopo sapete che sono un po' una pippa su ste cose. E niente raga, eccoli qua. Eccoci qua. Buono. Eccolo qua. Qua abbiamo insomma, diciamo che questo mi piace sì, ma non è tra i miei preferiti in assoluto. Voglio soffermarmi più su quelli che amo di più. Sono tutte meravigliose, però chiaramente anch'io ho delle preferenze. E qua già abbiamo Can't Buy Me Love. Vabbè, basta, che sennò piove. Tanta roba. Bellissimo. Questo è diciamo, il mio secondo preferito. She Love You. She Love You, una delle canzoni che amo di più in assoluto. Mi scuso sempre se le pronunce sono di padrelingua. Anche qua tanta roba comunque. Thank You Girl, una canzone che amo. E qua ecco, andiamo subito con il mio preferito in assoluto. Please Please Me, che è il primo album dei Beatles, è proprio il mio preferito ragazzi, perché sento proprio i Beatles nella, non so, nella forma più primordiale, ecco, canzoni di 2 minuti, poche elaborazioni, pochi cazzi, i Beatles, punto. E Please Please Me è una delle mie canzoni in assoluto preferite dei Beatles, anche Ask Me Why, cioè, chiaramente in pronunce comediane, questo proprio è il mio preferito in assoluto. Il primo album, so che per tanti non è così, c'è il White Album, Sgt. Pepper, quello che volevi altri, per me è questo, punto. Love Me Do, altro. Love Me Do, tan tan, I love you. E anche PS Love You, altra canzone bellissima, anche questo stupendo. Ma sono tutti stupendi i Beatles, ragazzi. Cioè. Il mio gruppo preferito è Pink Floyd e Genesis, però perché i Beatles sono un'altra categoria, nel senso sono l'inizio di tutto. Vabbè, Let It Be non è che ha bisogno di moltissime presentazioni. Let It Be, Let It Be. Avete visto che cantando le canzoni, raga, cioè. Anche qua tanta roba. Summer Came Together. Vabbè, basta. Queste sono due perle di proporzioni bibliche o cosmiche. Get Back. Ok. Anche qua tantissima roba. Hello Goodbye. Hello Goodbye, bellissima. È proprio magico, cioè i Beatles sono proprio magici, cioè, c'è poco da fare. All you need is love. Beh ragazzi, però anche le canzoncine, cioè, è qualcosa che va al di là. Che ormai con All you need is love pensi a Strano Amore, cioè, io mi ricordo che da piccolo avevo questa convinzione, no, ma sono i Beatles che cantano la canzone di Strano Amore, sì. I veri, veramente, vabbè, questi piccoli problemi per il Cuba. The Beatles. Strawberries Fields Forever, capolavoro che amo, e Penny Lane, vabbè. Cioè, ma cosa stiamo... Cioè, qua è difficile anche commentare che ogni musica, ogni canzone, ogni album, ogni singolo ha fatto la history of the music in the world in the now. World Avenue Championship. Dopo questa penso che sarò bannato da YouTube. The Beatles in the town where Harry's born. Yellow Submarine. Vabbè, Eleanor Rigby, cioè, vabbè. Questa, diciamo con Please Please Me, She Love You e Eleanor Rigby sono le tre preferite. Cioè, che sono tutte... Cioè, quante ce ne sono, raga?
Cioè, è dura trovare la preferita, però anche qua, ciao. Ecco qua, andiamo sul crollo, nel senso, purtroppo questa è la parolina, il nome, la cosa più inaccettabile del mondo. Io mi chiedo, ma sei John Lennon? Puoi avere tutto quello che vuoi, puoi essere chi vuoi, puoi innamorarti di chi vuoi, puoi andare a letto con chi vuoi, puoi dominare qualsiasi cosa. Yoko Ono. Cioè no. Purtroppo questa è la cosa, cioè, di uno dei più grandi della storia della musica, se non il più grande addirittura. Ha una falla troppo grande, perché devi avere anche un gusto per le donne, cioè non puoi, cioè è inaccettabile, è inaccettabile. Cioè, ma mi tengo qualsiasi altra cosa, ma tu non puoi chiamarti John Lennon e avere un gusto così ed innamorarti di una cosa così, punto. Cioè, mi dispiace, ma è inaccettabile. Non voglio dire altro, punto. Perché ho capito che l'amore deve vedere l'aspetto fisico, sono il primo che non guarda questo, ma sei John Lennon, dai. Cioè, nel senso, e poi in ogni caso sei quella persona che ha sfruttato la tua immagine e tutto per diventare anche artista. Vedi la foto con gli occhiali insanguinati di Lennon, proprio una cosa, guarda, cioè nel senso, ripeto, nessuno è perfetto, neanche John Lennon è perfetto. Hey Jude, na 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 na. Vabbè, anche qua i Revolution, due perle rare e inaccettabili secondo me, da quanto sono belle. Lady Madonna, anche qua poco da dire. Lady Madonna capolavoro, almeno per me. Anche qua tanta roba dei Tripper. Dei Tripper mi piace un casino, dei Tripper è proprio... dei Tripper appunto. Cioè, no vabbè, ma qua veramente, cioè, è anche dura commentare. Ah, questa, vabbè, Help, altro capolavoro mostruoso, e poi penso a Spasso nel Tempo 2, Help, a calci nel culo, Help, il grande Boldi che, come si dice, ha suonato al posto di Ringo. Va bene, dai, cioè, si gode. Eccoci qua. Ticket to Ride, altro capolavoro. Ma tutte, cioè ragazzi, cioè, ripeto, sarò noioso, ma i Beatles veramente hanno, cioè non esiste un album dove, dove ci sono 10 canzoni da schifo. Almeno su 10, per dire 7, quello che volete, almeno più della metà, la metà più una sono perfette, le altre buone, cioè per dire The Beatles, A Hard Day's Night, na 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 na. Che bene, che bello saper cantare. Altro capolavoro Maximus. Ecco, questo magari tra tutti forse è quello che mi piace meno, tra virgolette, Cioè, anche se She's a Woman mi piace parecchio, però ecco, diciamo che questo forse è quello meno preferito, Ecco. E poi vabbè, qua chiudiamo con Paperback Wright, mamma mia. Questa è un'altra canzone iper mega super perfetta, di un gruppo che ha fatto veramente la storia della musica, che è stato il gruppo che, cioè il padre fondatore di un certo tipo di musica, cioè c'è poco da fare. Adesso mettiamo via, proprio ci tenevo a fare questo unboxing perché sto cofanetto lo aspettavo da una vita. Meglio di così alla cifra spesa non potevo trovare, cioè contate che nuovo l'ho trovato da 250-300 euro, cioè sinceramente con tutto il bene, ma con tutte le spese che ho, tutte le passioni che ho, devo anche capire che non posso prendere tutto nuovo, e quindi ci sta anche aver speso molto meno. Non voglio dire la cifra perché secondo me è poco elegante affermare, come si dice, aspetta, la cifra è sempre una cosa poco carina, che magari uno può dire oh no, hai speso troppo, hai speso poco, allora facciamo un cazzo e siamo tranquilli. Eccoci qua, mettiamo così che non vorrei rovinare i dischi, scusate ragazzi. Eccoci qua, buono. E niente raga, quindi un super acquisto musicale, me lo godo. Questo chiaramente è dato anche negli acquisti di marzo. Aprile non so quanti acquisti ci saranno, sinceramente, perché con l'ultima parte del dentista e altre spese, diciamo, di prima necessità, perché ricordiamolo, prima ci sono i doveri, poi i piaceri. Prima si pagano mutui, bollette, dentisti, queste cose. Dopo, quando sei a posto con quello, ti puoi togliere i tuoi sfizi, le tue robe, e fare qualche regalo alla fanciulla, ovviamente.
Adesso raga, prima del saluto finale faccio vedere un po' dove c'era posizionato il cofanetto. Ok, intanto pensavo di metterlo qua a dominare la torre dei CD. Poi vediamo, poi valuterò un attimo il discorso. E qua invece, chiaramente, abbiamo tutti gli album. Scusate. Eccoci qua. Tutti gli album in studio dei Beatles. Perfetto. E qua c'è anche la raccolta con One. Eccolo qua. Quindi raga, un saluto al comandone veneziano. Un grande acquisto comendiano e si gode. Ciao!